Salve, Loris Palmerini. Eh, Parliamo di economia, in particolare della svalutazione dell'euro e quindi indirettamente del perché ci stanno raccontando un sacco di balle sull'andamento dell'economia. Allora, voi sapete che la Banca Centrale Europea nell'ultimo anno ha messo in circolazione una grande quantità di denaro, il cosiddetto quantitative easing. In realtà ne ha messo in circolazione molto poco rispetto a quello che hanno fatto gli Stati Uniti, e questo denaro di fatto è finito più che altro nelle banche che ci hanno portato, che sono quelle che hanno distrutto l'economia reale e che ci hanno portato alla crisi economica. Questa grande quantità di denaro, insieme alla svalutazione dell'euro, bisogna ricordare che circa un anno e mezzo fa il dollaro era il 30% più svalutato rispetto ad adesso, ossia l'euro valeva il 30% in più, sia rispetto al dollaro che rispetto per esempio alle valute cinesi. Di conseguenza diciamo che noi siamo diventati il 30% più poveri. Ora, se vi ricordate, molti economisti hanno sempre perorato l'idea che svalutando, come si faceva una volta con la lira, l'economia sarebbe ripartita. C'è stata una svalutazione terrificante del 30% e inoltre c'è stata la grande occasione, fortuna del petrolio sotto costo a $40 al barile. Questo perché l'ISIS sta vendendo il petrolio sotto banco, e anche per indebolire la Russia, perché facendo pagare meno il petrolio si indebolisce le forze che dal petrolio traggono energia, dalle potenze che dal petrolio traggono denaro, quindi l'ISIS, la Russia, l'Iran, eccetera. Quindi con un petrolio così poco costoso, con una svalutazione così grande come quella che si è realizzata dell'euro rispetto al dollaro, rispetto allo yen, si sarebbe dovuto avere un boom economico, secondo la teoria degli inflazionisti, secondo quelli che hanno sempre perorato il ritorno alla lira, per esempio, perché ritornando alla lira si sarebbe potuto svalutare. La realtà non è questa, evidentemente. Svalutando del 30% non è cambiato assolutamente nulla. L'Italia ha fatto lo zero qualcosa di ripresa economica, cioè nulla, ma in realtà è un dato mascherato completamente dal fatto che si è speso molto meno per la bolletta energetica, mentre lo Stato ha continuato a incassare sempre di più dalle tasse sui carburanti, e anche le materie prime, perché le materie prime poi quotate in dollari in realtà ci sono costate di più da una parte. Di conseguenza noi avremmo dovuto avere una grande ripresa che doveva sommarsi al fatto che nella contabilità dello Stato viene messa come fonte di reddito anche il traffico di armi, la prostituzione, la mafia. Questo da un paio d'anni sono state messe le attività illegali che si diceva addirittura contribuissero per il 30-40% del PIL. Ora, avendo registrato zero, vuol dire che c'è stato un tremendo collasso dell'economia. Non c'è nessuna ripresa, c'è soltanto un trucco contabile, e in una situazione precaria. Il dollaro non resterà sempre a questa quotazione, il petrolio sicuramente crescerà nel tempo, forse non nell'immediato ma nei prossimi anni di sicuro, mentre l'economia che noi abbiamo perso, le industrie che hanno chiuso, i posti di lavoro non aumentano consistentemente. Quindi è come un incidentato che non riusciva più a camminare, oggi si fa un passetto e si dice che c'è la ripresa a correre. In realtà non è così, è stato fatto un passetto, ma questo passetto probabilmente nasconde il fatto che questo malato non camminerà mai più, almeno non nelle condizioni attuali e non tanto nell'immediato. Rifletteteci.